Siamo nella sede della lista civica Cambiamo Portogruaro con il candidato consigliere comunale Enzo Gruarin, 56 anni, bancario. Senta, per quanto riguarda la viabilità nel centro storico, questa amministrazione comunale ha messo per il momento nel cassetto un progetto ambizioso, ossia la zona 20. Spieghiamo brevemente cosa si intende per zona 20. In pratica vogliono fare un tratto di Corso Martiri della Libertà che va dal Duomo fino alla torre di San Giovanni, dove in pratica le auto non possono andare più di 20 km all'ora. Vengono ridotti il numero dei parcheggi, viene aggiunto l'arredo urbano, vengono estesi i plateatici, questo per invogliare in teoria le persone a venire nel centro storico. Ora io le chiedo, secondo lei, per incentivare le attività commerciali che sono in grave sofferenza nel centro storico, è questa la strada da prendere oppure lei ha un'altra idea per quanto riguarda il rilancio e la viabilità nel centro storico? Beh, dobbiamo far ritornare l'interesse del centro storico, quello che è stato nella mia gioventù, dove era il centro di attrazione per giovani, per tutti quanti. Il sabato era pieno di giovani, si girava tutto quanto, tutto quello che si è trasferito ormai nelle grandi distribuzioni, nel GDO, nella Carrefour qui vicino. Non possiamo trasformare il centro in un giardinetto per pochi. E io lavoro, sono un pendolare, lavoro fuori. La domanda che faccio a quelle del vicino Friuli se conoscono il centro di Portogruaro. Io penso che il 70% non conosce il centro di Portogruaro perché ci passa sempre in fuori e quindi non sa che esiste un bellissimo centro, perché passando non trova un parcheggio, passando non riesce a fermare la macchina e quindi non sa cos'è il centro di Portogruaro. Dico, non possiamo trasformare il centro in un giardinetto per pochi. Non è possibile che sia ZTL il centro, dove è l'attrazione di Portogruaro, ma non abita tutto Portogruaro. Ci sono altri quartieri, tipo cito Viale Trieste, che è il più popolato di Portogruaro, che non hanno diritto a niente, si mangiano il piombo delle macchine, mentre Portogruaro viene trasformato sempre in un centro così per pochi. Dobbiamo far conoscere il centro storico, dobbiamo far crescere parcheggi all'esterno, dobbiamo fare zone di accesso dai parcheggi al centro. Il parcheggio lì ex autobus o il parcheggio di fronte è difficile, sì, solamente il giovedì perché mettono un vigile per fare l'attraversamento pedonale, ma è difficile che uno parcheggi la macchina nell'ex Perfosfati e attraversa la strada pericolosamente e poi entri al centro, anche perché alla sera chiudono i cancelli del parco e quindi non c'è più la possibilità. Ma Quindi secondo lei c'è bisogno qui a Portogruaro di un parcheggio interrato? ci sarebbe bisogno di un parcheggio, ci sarebbe bisogno della gente che conosca dov'è il parcheggio. Io lavoro a Pordenone, Pordenone è un esempio di tanti parcheggi, ma già uno quando arriva vicino a Pordenone sa dove sono, vengono indicati. E trasformare un interrato, molto probabilmente si potrebbe trasformare l'ex piazza dell'ospedale vecchio, dargli una struttura più consona, cioè fare 2 o 3 piani, ma con una struttura consona, architettonica, uguale al centro, creare magari nell'ex Perfosfati qualche struttura di parcheggio per poi accedere al centro, hanno tolto un campo di calcio in centro, l'ex oratorio, e ci hanno promesso che facevano un parcheggio sotterraneo. Adesso non so quando finirà. La tangenziale ci ha messo 34 anni, penso che il parcheggio lo Infatti, farà. se posso, la follia del parcheggio interrato è, a parte anche l'aspetto idrogeologico che i carotaggi hanno dimostrato essere comunque molto molto delicato, quell'equilibrio lì, ma 4-5 milioni di euro, che secondo noi sono anche pochi nell'ipotesi, utilizzati per un parcheggio interrato, sono una follia la nostra intenzione. Diverso è un parcheggio magari a multipiano, ma rialzato, magari coinventato in maniera adeguata con il territorio, ma l'apertura comunque di Corso Martiri deve essere per il momento, in questo momento di soffocamento dell'economia, una priorità, con parcheggi tra l'altro bianchi al 50%, anche perché ai cittadini vogliamo dire che i parcheggi blu in questo momento stanno dando un'entrata irrisoria perché sono utilizzati al 30%.
Quindi il portarli anche a parcheggi bianchi, se ci fosse la polemica di dire ben si tolgono soldi all'amministrazione, non è neanche vero, perché sono là vuoti, e quindi i parcheggi bianchi potrebbero dare respiro alle persone che ci vengono, che ci vogliono passare determinate ore, senza avere l'assillo anche della sanzione immediata dopo 5 minuti che è scaduto il ticket.